È chiaro che ci siamo, è chiaro che ci siamo, signori. Si torna in diretta da studio con il buon mattino. Certo, sono sempre io, Sammy Varin. Questa è RL Radio Libertà. 2 minuti dopo le 11, ma anche buongiorno, buonasera, buonanotte a chi ci segue nelle repliche. E sì, è scattato il bonus elettrodomestici. Siete tutti lì che giocate con il computer, col telefonino, dunque andate sulla Pio, poi dovete mettere il vostro codice di qua di là, ma forse potreste vincere i 100 euro di sconto, anche 200 se siete poveri. I 6.000 prodotti che si possono comprare variano dal forno al frigo, devono essere tutte cose costosette per avere 100 euro di sconto, ma il buon mattino ve lo tiriamo. Tra pochissimo arriva il Qui Parlamento, ma è già nei nostri studi. Chi ci abbiamo qua? Dal sud Milano ci è venuta a trovare, portarci un po' di musica, una ventata di bella musica, musica suonata anche bene. Roxy B, che salutiamo. Ciao Sammy, ciao a tutti, felicissima di essere qui, grazie per avermi concesso il tuo spazio. Non potevo farne a meno, da qualche settimana ti sto passando, abbiamo fatto girare un po' della tua produzione, Bene. Siamo curiosi di scoprire qualcosa di te. Roxy B, che uno anche con un po' di fantasia dice, ma come cavolo si chiama? Roxy B potrebbe essere Rossana, Rosetta, perché Roxy B? Roxy B perché con il canto, con la musica non mi sento rock. Ah. E ho giocato un po' anche con il mio nome vero e quindi non mi sono allontanata molto, ma ho cercato di renderlo un po' più, diciamo, accattivante e un po' più vicina alla mia anima musicale. Sto ancora pensando come ti chiami. Roxy sta per Rossana, è chiaro che sei Rossana, non è Rossana. Mistero. Mistero. Sì. Bene, Lasciamo bene. un po' di mistero, come tutte le relazioni. No, Non si può... io voglio entrare nell'intimo e ci riuscirò, ma dobbiamo fermarci. C'è il Qui Parlamento, signori. Qualche minuto in compagnia di Rossano Sasso, esatto? Vai. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Le pregiudiziali ascoltate oggi, come purtroppo già avvenuto in Commissione Cultura, mostrano un quadro, rappresentano l'ennesimo tentativo di strumentalizzare e ideologizzare un provvedimento nato da un'esigenza concreta, che è quella di rafforzare l'alleanza tra la scuola e la famiglia, promuovendo un dialogo costante e una collaborazione reale, che sono i pilastri della strategia educativa della scuola. Il disegno di legge in esame non limita la libertà di insegnamento e non comprime l'autonomia scolastica, a meno che qualcuno non voglia comprendere nella missione educativa elementi che non hanno nulla di pedagogico e molto di ideologico. Al contrario, pone dei principi fondamentali in relazione con un altro diritto, quello di cui qui dentro quasi nessuno parla, cioè quello delle famiglie ad educare i figli, come stabilito dall'articolo 30 della nostra Costituzione. Ed infatti il disegno di legge, rafforzando il dialogo con le famiglie e quindi responsabilizzandole, genera un meccanismo virtuoso, capace di garantire condivisione, dialogo e trasparenza, affinché ogni genitore possa conoscere e scegliere consapevolmente il percorso educativo più adatto alle attitudini e alle aspirazioni dei propri figli, aderendo pienamente alle scelte strategiche della scuola. Noi non vietiamo nulla, ma poniamo delle regole, dei limiti, degli argini ad una deriva che giunge al punto di affermare che i bambini non sono dei genitori, Presidente, abbiamo ascoltato anche questo, ma dello Stato, che deve educarli alla sessualità. O giunge al punto di dire ad alcune famiglie che se non vi piace il modello progressista della scuola, potete prendere i vostri figli e portarveli via, c'è sempre l'istruzione parentale. Ecco, noi pensiamo che questo non sia assolutamente giusto e quando parliamo di consenso informato non introduciamo alcuna restrizione, ma affermiamo un principio di leale cooperazione educativa e di trasparenza, coerente con la normativa vigente e con i principi costituzionali. La Costituzione all'articolo 30 individua la mamma e il papà
come i primi responsabili dell'educazione dei figli. Questo magari non sarà gradito dalla sinistra, ma per questa maggioranza, per la Costituzione e per il governo sull'educazione, ai voi, viene prima la famiglia. Non si tratta di censura, ma di rispetto. Le opposizioni parlano di violazioni costituzionali, ma dimenticano un principio fondamentale. Lo Stato non può sostituirsi alla famiglia nell'educazione dei figli. Questo accade nei regimi totalitari, accade nel Venezuela di Maduro, nella Cuba di Fidel Castro o in qualche Stato islamico. La scuola ha il dovere di costruire un'alleanza educativa solida, una sinergia virtuosa con le famiglie. Il principio di libertà di insegnamento non deve significare libertà di indottrinamento, significa responsabilità, dialogo e rispetto dei ruoli. La scuola non è un dipartimento di partito, ma un luogo libero, l'ascensore sociale in cui crescere e apprendere, liberi e sereni. Contrariamente a quanto affermano le pregiudiziali, non si creano disuguaglianze tra studenti. Si garantisce invece che ogni famiglia possa esercitare pienamente il proprio diritto costituzionale di scegliere il percorso educativo più adeguato, nel rispetto della pluralità dei valori presenti nella società. Non c'è nessuna discriminazione. Potrebbe succedere quello che succede durante l'insegnamento della religione cattolica, dove chi non la vuole seguire viene esonerato e fa attività alternative. Chi parla di oscurantismo o di arretramento dei diritti alimenta soltanto una battaglia ideologica, estranea alle famiglie, agli studenti e alla scuola, ma appartenente a quella parte politica che considera la scuola come terreno per imporre una narrazione ideologica, e lo fa ormai da 60 anni e sinceramente saremmo anche un po' stufi di vedere la scuola come una vetrina per dottrine post-sessantottine. Noi al contrario crediamo che la scuola debba continuare a essere una comunità educante fondata sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla corresponsabilità, nel riconoscimento parimenti del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia scolastica. Per questi motivi il gruppo Lega voterà contro le questioni pregiudiziali. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento. Sai, stavo bene tra le tue mani e avevo fatto dei piani, ma come un albero spinto dal vento, poi è cominciato il mio pianto. Ti sento ancora addosso, come se ci fossi adesso, ma non è lo stesso, perché adesso è solo sesso. Questa notte vola senza una parola, questa notte sola si ferma tutto in gola senza di te. Sai, non so più cosa voglio da me, poi ti scriverò una canzone. Tu che mi hai rubato i sogni e il cuore, io che vivo in questa illusione. Mi piaci veramente e non mi importa niente. Ti voglio più che adesso, anche se questo è solo sesso. Questa notte vola senza una parola, questa notte sola si ferma tutto in gola senza di te, senza di te, senza di te. Sto sfiorando il cielo, adesso scegli fuoco
apogeo. Ti voglio qui adesso, anche se tutto è solo sesso. Questa notte vola senza una parola. Questa notte sola si ferma tutto in gola. Questa notte vola senza una parola. Questa notte sola si ferma tutto in gola. Senza di te, senza di te. Beh, adesso dovete decidere voi, signori, perché quello che vi stiamo proponendo è assolutamente fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Qualità musicale e anche qualità di presentazione di immagine e di voce. Con noi c'è Roxy con la Y, Roxy B come Bologna. Con questa notte, cara Roxy, Grazie, grazie cara Sammy, Roxy. veramente, grazie per questa presentazione meravigliosa. Ma no, Felice cavolo. di essere qui a E parlare con te. come vi dicevo prima, ma voi non avete sentito perché c'era il microfono chiuso, Roxy B starà qua fino alle 6-7 di sera, sarà sempre ospite qua, Sì. continuerà a parlare perché mi ha confessato che gli piace moltissimo essere qui con noi e parlare, comunicare, Sì. che oggi sembra quasi impossibile se non lo fai in 10-15 secondi su Instagram e poi perdi tutto l'ascolto, accidentaccio. Invece questa è una radio dove ancora si può parlare. Questa notte il pezzo che abbiamo sentito, quello che stai lanciando in questo periodo, ma c'è un intero album da scoprire e che voi ascoltatori fedeli già avete scoperto perché ogni settimana ne passo una diversa. Prima di tutto, chi è Roxy B? Ti devi raccontare al nostro Sì. pubblico cosa fai, cosa vorresti fare, cosa rappresenta la musica per te nella tua vita di tutti i giorni, perché hai deciso di dedicare una bella fetta della tua vita alla musica. Sempre qui poi il divario, capire la musica è la tua vita, quale parte è della tua vita, perché comunicare attraverso la musica e non, che ne so, giocare a pallavolo, fare qualcosa di diverso, dedicarsi ad altro nella giornata. Perché, Roxy B, questa scelta? Cosa vuoi comunicare? Allora, la mia scelta è obbligata, tra virgolette, è stata obbligata, ma la musica è sempre stata dentro di me, da piccola ascoltavo musica, ascoltavo le grandi voci, le ladies americane del jazz, del soul, ma anche altri generi. E avevo iniziato quando ero più giovane anche a fare qualche serata, ma poi la vita mi ha portato da tutt'altra parte, dall'Abruzzo sono arrivata qua a Milano, non avevo mai pensato di vivere di musica, finché poi dopo tanti anni è arrivato il lockdown e come per Cer molti di noi è stato un momento di riflessione. E in quel momento si è creato lo spazio perché io ritrovassi questa esigenza impellente di esprimermi attraverso la musica e la voce. E ho pensato che se, questa esigenza, questa spinta, c'era ancora ed era ancora così forte, era giusto che io, le dessi spazio. E ho pensato che la cosa migliore, siccome mi incuriosiva molto, la cosa migliore per dare spazio, per capire cosa fosse, magari era solo una passione così, ho pensato che la cosa migliore fosse studiare. Ah, eh. Ma come in tutte le cose. Aspetta perché molti Come in giovani tutte le molti giovani cose. questa cosa non l'hanno ancora capita, che Eh. per fare musica bisogna studiare, invece magari pensano che basta partecipare a una di quelle No. trasmissioni e sei musicista. No, io sono convinta, che, sia necessario comprendere lo strumento
in questo caso la voce, ma qualunque altro strumento, e portarlo all'eccellenza che si può. Non accontentarsi del talento, cioè la capacità innata di fare bene qualcosa, non è sufficiente. Se ti è stata data, hai la responsabilità di, di renderla, di affinarla, di aumentarne le potenzialità, perché ce ne sono tante. Proprio perché hai avuto questo dono, non ti puoi fermare lì. E anche perché hai anche una responsabilità verso gli altri, cioè dare agli altri il meglio di te. Io sono convinta di questo, in ogni momento della tua vita. Poi non si è mai, no, non si arriva mai al momento: "Ah sì, adesso in questo momento sono perfetto, sono", no, perché è sempre in divenire. Lo studio ti fa anche, scoprire delle risorse e delle sfumature che non pensavi neanche di avere. È un viaggio dentro di sé. Capito, capito. Per la serie non è mai troppo tardi, Oh, che abbiate 20 anni o che ne abbiate il doppio, se dentro di voi c'è qualcosa che bussa e quella cosa si chiama musica, che non è altro che, un modo in più, per trasmettere, per esporsi, per, diventare, degli attori di voi stessi, raccontando magari la parte più intima di voi, ma che con un discorso normale non salta fuori. Beh, mh, avvicinarsi alla musica veramente non è mai troppo tardi e e e e magari riuscite anche a trasmettere qualcosa di mh-mh. positivo a chi vi sente. E da quello che sentiamo da Roxy B, quel qualcosa c'è. Cioè il pezzo che abbiamo appena ascoltato, "Questa notte", ha un video che ha quante visualizzazioni? Cioè siamo a Che 100.000 quasi. quasi un o 90.000. Cioè, ma Sì, dico, cioè, uno vero. dice: "Ma chissà Sì. chissà", lo potete vedere, l'avete visto prima in radiovisione su YouTube, lo trovate facilmente, "Questa notte Roxy B", un video pulito, ma che comunque trasmette, la parte più bella, secondo me, che abbiamo noi umani, il saper trasmettere emozioni non solo con la voce, ma anche con il nostro corpo, e trasmettere emozioni ancora pulite, e vorrei ribadire questa cosa che è Mh. importante, perché ormai, c'è soltanto, roba terribile sui social in tutti i sensi, o ti propagandano l'uso di armi, di droga, di sesso, oppure devi essere mezza biotta perché altrimenti non fai visualizzazioni. Beh, guardatevi il video di "Questa notte" di Roxy B per farvi un'idea. Farvi un'idea di che cosa? Perché qui che cosa trasmetti? Qui racconti che cosa Mh. succede quando si rimane attaccati a un ricordo, a ciò che poteva essere ma non è stato. Che cosa racconti in questo pezzo? Un qualcosa che succede molto spesso a tutti noi, Sì. secondo me. Infatti è un pezzo che ho scritto a più riprese, perché tante volte mi sono trovata a riflettere sulle volte, scusa il gioco di parole, in cui, io stessa sono rimasta incastrata nel meccanismo della, resistenza al cambiamento. E questo brano parla proprio della difficoltà di lasciare andare ciò che non c'è più, ciò che è finito, che non ci nutre più soprattutto. Solo che, quando il rapporto è diventato così importante e abbiamo investito la nostra vita, pensavamo che potesse veramente durare per sempre, la consapevolezza che invece non è proprio quel rapporto che ci aspettavamo, ci procura un dolore immenso. Alle volte non riusciamo veramente ad accettare questo cambiamento. E quindi per alleviare la nostra sofferenza andiamo a trovare delle scorciatoie, ci riportano al passato. La canzone parla infatti della esigenza, della voglia di ritrovare un'intimità con la persona con cui questo rapporto è finito, pur sapendo però che probabilmente si risolverà in un momento di passione effimera. E questo io lo voglio allargare non soltanto all'amore, ma anche a qualunque Mh, cosa che, capite diventa deleteria nella vostra vita, mh, il cambiamento deve arrivare, a volte
a volte ti aiuta anche proprio, frequentare, un amico, un parente, parlare, ascoltare anche una radio come la nostra che parla, parla, parla tanto, magari vi aiuta a fare quel cambiamento perché nella vostra vita in questo momento c'è quel qualcosa che dà fastidio, provate anche ascoltando una semplice canzone, anche ascoltando magari un pezzo di Roxy B che ne ha fatti, ricorda molto gli anni '80 anche come tipologia musicale, ma mi dicevi prima in Mh-mh. molti ti hanno fatto i complimenti anche, per la musica, per gli Sì, strumenti. sì, sì, esatto. Mi ha colpito molto questo commento che non ricordo, a proposito di quale video, sotto quale video, e dice appunto, che bello, mi piace e finalmente un brano dove si sentono gli strumenti. E questa cosa mi ha fatto riflettere, perché vuol dire che nel panorama forse musicale attuale questo è stato messo un po' a da parte insomma, ma quando si riascoltano delle sonorità che poi sono quelle degli anni '80, che sono stati poi gli anni ed fa parte della mia cultura musicale degli anni '80, e riproporre certe sonorità che possono ricordare Sade Simply Red dell'epoca, il Sophisti-Pop si chiamava, o si chiama attualmente. E allora questa cosa mi fa piacere, perché vuol dire che l'ascolto, è ancora attento, cioè l'ascoltatore è ancora attento e ha fame di musica fatta di strumenti, di, un apporto artigianale quasi, no, e quindi sono molto felice di questi riscontri. E anche, veramente ogni volta che ricevo dei feedback, dagli ascoltatori e anche dai miei amici speaker, io sono veramente come una bambina che apre la scatola, no, dei regali inaspettati e ha la sensazione di essere vista. Sai la bambina che finalmente è vista perché gli viene riconosciuto qualcosa, in questo senso. E noi siamo qui, a riconoscere, ad ammettere di avere scovato un altro tesoro musicale, e non soltanto musicale devo dire, devo aggiungere anche come persona particolare, vera, un tesoro che ascoltando le solite radio, la solita RTL, la solita radiodimensione suono, la solita radio DJ, rimaneva a voi sconosciuta. Devo fare altre citazioni, Francesco? Ne faccio? Ah, non ne faccio, okay. Rimaneva a voi sconosciuto. Già, perché qui facciamo la differenza. Qui facciamo la spesa dal contadino, cercando roba genuina, roba ancora vera. E come vedete, come sentite, ce n'è di roba vera in circolazione, bisogna saperla cercare, appunto, come fare la spesa dal Ecco, contadino. volevo sottolineare, Sammy, che per quanto riguarda la musica è di Luca Rustici, che ha curato anche l'arrangiamento, e Antonio Esposito. Quindi grazie a loro io ho potuto propormi in queste sonorità. È altrettanto importante trovare la squadra giusta, Mh. trovare persone, che ti sappiano ascoltare e sappiano poi trasformare quello che pensi anche in sensazioni musicali, senza stravolgere la tua persona e la tua personalità. E questo purtroppo Mh. troppo spesso accade, soprattutto nei più giovani che ancora non hanno la forza e non hanno il background per imporsi a questi signori della musica che sono bravissimi, sì, ma poi fanno quello che vogliono loro, capito? Per fortuna la Roxy B a quanto pare ha una sua personalità ed è stata brava a trasmetterla ai suoi collaboratori. Allora, dove troviamo Roxy B? Perché come dicevo, non c'è soltanto questo brano questa notte, ce ne sono altri da scoprire per capire che cosa, prima di tutto, in questo album, in questa raccolta, quali sono gli argomenti, le argomentazioni che metti sul tavolo. Gli argomenti sono sempre, le fragilità umane, soprattutto nei rapporti con gli altri e nei rapporti interpersonali col partner, perché è lì che magari vengono fuori con più evidenza le nostre fragilità, ma, sono brani che comunque,
hanno in loro sempre la speranza che col cambiamento, perché il cambiamento è naturale, c'è sempre, si possa superare qualunque difficoltà e si possa andare avanti nella vita. Anche in quest'ultimo brano, che abbiamo poi ascoltato, si parla di questo, questa notte, cioè questo mia sofferenza, questa mia chiusura e oscurità, è di questa notte. Capito, capito. Quindi la speranza c'è e come, e domani è un altro giorno e forse ingraniamo una nuova marcia. Roxy B, cosa bisogna scrivere su internet per trovarti? Roxy B, Facebook, Roxy B, Music Official in Instagram, poi, video su YouTube e su tutte le piattaforme i miei brani. Si chiama Rosetta, poi l'ho scoperto, non me l'ha detto Poi prima a adesso microfono la chiuso. prossima volta man Ro mano Rosamunda, scopriremo. Rosamunda è Esatto, bellissimo, Rosamunda è Rosamunda. bellissimo, Rosamunda B, bellissimo. non lo scopriremo mai. Signori, cercate Roxy B sugli store digitali, semplicemente su YouTube, o perché no, guardate in questo momento il video che vi trasmettiamo di Crash, che abbiamo trasmesso anche la scorsa settimana. Di cosa parla questo pezzo? Crash parla di un amore passionale travolgente, quegli amori che ci fanno sentire davvero vivi e felici, ma che ci scombinano la vita. Quindi Crash. Sì, è quello che provo io per il nostro regista Francesco, perché ogni tanto mi scombina la vita, hai capito? Ma è il bello, ti amo per quello, lo amiamo. Grazie a Francesco in regia, grazie a Roxy B, è stato veramente un Grazie. piacere. Grazie, Tanto ci assolutamente rivediamo. per me. Hai scoperto Sì, la sì, strada sì, e ci sì. vieni ancora a trovare. Assolutamente, quando vuoi Sammy io sono qua, felice Grazie. di tornare, ma felice di essere stata qui. Roxy B, Crash, alla prossima! Ciao, ciao, ciao! Ancora un brivido, suona il telefono, la tua voce che mi toglie il fiato. Mi sento fragile e non è facile, ma dammi un attimo che prendo fiato. Le sere d'estate che ti lasciano dentro, un amore sospeso, un pensiero stupendo. Quelle sere d'estate c'era il vento, un altro buco nel cuore, cado senza rumore, un bellissimo errore che ritorna, un altro tuffo nel cuore, una bacia al mio sole, di un bellissimo errore che ritorna. Dimmi se ci sei, dimmi dove sei, che anche se fa male vengo a prenderti. A volte sai mi perdo, dopo ti riprendo in questo fiume fermo senza tempo. Siamo cuori distratti sopra letti disfatti, se ci sale la noia ci riempiamo di sbagli. Siamo sere d'estate, siamo il vento, un altro buco nel cuore, cado senza rumore, un bellissimo errore che ritorna, un altro tuffo nel cuore, una bacia al mio sole, di un bellissimo errore che ritorna, un altro buco nel cuore, cado senza rumore, un bellissimo errore che ritorna, un altro tuffo nel cuore, una bacia al mio sole, di un bellissimo errore che ritorna. Sopra cieli di asfalto sta correndo il mio orgoglio, forse un cielo di stelle dove nasce il mio sogno. Quelle sere d'estate c'era il vento. Un altro buco nel cuore, cado senza rumore, un bellissimo errore che ritorna, un altro tuffo nel cuore, una bacia al mio sole, di un bellissimo errore che ritorna.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà, la Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, così si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro, è meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sotto il cielo di fuoco, venosa salsa, con un cuore che non si spezza, dal sangue romano al fiato greco, siamo figli di Orazio, di una storia che non cede, alziamo la testa, non ci pieghiamo mai, la terra è nostra, la nostra fede non tradisce, tra le mani la forza dei nostri avi, e il nostro spirito combatte con ardore. Venosa, risorge il tempo di lottare, nel sangue e nel suolo ci riconosciamo. Venosa, viva, per te ci battiamo, siamo una roccia, nessuno ci può fermare. Dalle mura del castello, dalle terre fertili, i figli tornano a casa perché la speranza non muore. Il vento di San Rocco ci guida con forza e l'abbazia incompiuta ci ricorda chi siamo. Dal fuoco dei briganti al coraggio del passato, siamo fieri, siamo uniti, siamo quello che siamo. L'autonomia è la nostra bandiera, l'indipendenza è il nostro sogno. Venosa, risorge il tempo di lottare, nel sangue e nel suolo ci riconosciamo. Venosa, viva, per te ci battiamo, siamo una roccia, nessuno ci può fermare. Dai monti ai fiumi, dai colli alle valli, il nostro spirito brilla come fuoco eterno. Per la famiglia, per la fede, per il lavoro, Venosa mai più ti fermeranno mai. Venosa, risorge il tempo di lottare, nel sangue e nel suolo ci riconosciamo. Venosa, viva, per te ci battiamo, siamo una roccia, nessuno ci può
Siamo Venosa e questo è il nostro destino, fiero, indomito, radicato nell'infinito. Con il coraggio dei nostri antenati rinasciamo uniti, fieri e liberi. Lo amiamo signori, amiamo il modo di fare radio, un po' diverso, sì, un po' diverso rispetto alle altre radio, quelle fighe, quelle importanti. Avete scelto Radio Libertà. Io sono Sammy Varin e ho ricevuto moltissimi complimenti per Roxy B che ci è appena venuta a salutare e ha portato anche dei pasticcini. Tu dici c'è un motivo per cui Sammy Varin gli ha fatto così complimenti? No, sto scherzando. Senti, qui invece abbiamo sentito un pezzo molto particolare che si chiama Venosa Risorgi e uno dice ma cosa si è inventato questa volta Sammy Varin? Beh, ve lo faccio presentare da un amico e che avete già sentito su queste frequenze, si chiama Giulio Curatella. Chi è questo? È l'autore di Man of Freedom, quel pezzo cantato con l'intelligenza artificiale dedicato a Charlie Kirk, il comunicatore americano ammazzato qualche tempo fa. Curatella molto vicino alla Lega, lo dobbiamo dire, molto vicino al generale Vannacci, sta utilizzando, lui è stonato come una campana da quanto ho capito, ma scrive, sta utilizzando l'intelligenza artificiale, questo pezzo è stato fatto anche con l'intelligenza artificiale per trasmettere messaggi molto forti e in questa canzone intitolata Venosa Risorgi c'è la voglia di ricominciare, di riprendere le armi, tra virgolette, of course, di tornare a fare il tifo per il proprio territorio, difendere la propria terra. È un esempio, parlando di Venosa, la sua città della Basilicata, ma è un esempio bellissimo per tutto il nostro paese. Francesco, teniamo sul cursore e facciamo sentire l'intervento proprio che spiega perfettamente questa canzone del bravissimo Giulio Curatella. Ascoltiamo. Venosa Risorgi non vuole essere un inno, più che altro vuole essere un omaggio alla città dove sono nato, che mi ha formato e dove ho deciso di restare e costruire il mio lavoro e la mia famiglia. L'ho fatto anche come una sorta di esempio, ho deciso di qui per voler dare l'esempio, cioè voler dimostrare, e credo che ci sto riuscendo, che anche al sud, anche partendo da zero, è possibile realizzarsi e costruire una realtà, appunto una famiglia e un'azienda, un lavoro. Venosa è una città antica, fatta di pietre, fatta di vento, fatta di memoria. Venosa è il mio inizio, la mia radice, il luogo in cui ho imparato a camminare, a cadere e a rialzarmi. E quindi questa canzone è un inno, ma è anche soprattutto un omaggio e più che altro un auspicio, un augurio che Venosa risorga. Ma Venosa vuole essere il simbolo, vuol dire Sud risorgi, Basilicata risorgi, Italia risorgi, Europa risorgi. Ovviamente non l'Europa dei burocrati, dei tecnocrati, dei banchieri, l'Europa dei popoli, l'Europa delle nazioni. E anche in questo caso, come per la canzone che ho dedicato a Charlie Kirk, Man of Freedom, Charlie, uomo di libertà, mi sono avvalso dell'intelligenza artificiale per musicare il testo che avevo scritto. L'intelligenza artificiale non è una moda, è un nuovo inizio, è qualcosa di rivoluzionario, come quando è stata inventata la carta stampata, le tipografie. L'intelligenza artificiale a che cosa può servire? A creare contenuti, a scrivere, a progettare, a organizzare, a semplificare, a immaginare, automatizzare, tradurre, simulare. È un nostro potenziamento, ma ha anche i suoi limiti. Va usata sempre con attenzione, va usata per imparare, per connettersi, per creare, non per imitare.
va usata per migliorare la vita, non per riempirla, per guadagnare tempo, non per perderlo, non deve diventare una dipendenza, perché nessuna tecnologia, tantomeno l'intelligenza artificiale, potrà sostituire mai la saggezza di un padre, l'abbraccio di una madre, lo sguardo di un figlio, la fiducia fra due persone, la fatica di un lavoro fatto bene, l'onestà della parola data, la dignità di una scelta coraggiosa, la fede, la coscienza, il carattere. Ecco, queste caratteristiche non potranno mai essere sostituite da nessuna tecnologia. Quindi ben venga l'intelligenza artificiale come strumento, uno strumento che, come cerco di dimostrare e sto dimostrando, può essere utilizzato anche in ambito politico, anche in ambito culturale, per portare avanti le nostre battaglie, i nostri valori, i nostri ideali. Venosa risorgi, ma aggiungo Sud risorgi, ma aggiungo Italia risorgi, Europa risorgi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Avete sentito l'amico Giulio Curatella, che trovate facilmente su YouTube proprio perché, e su Facebook, perché ha confezionato anche il pezzo che ha fatto il giro d'Italia e del mondo, Man of Freedom, dedicato a Charlie Kirk. Bravo Giulio Curatella, bravi voi signori, bravi voi, devo farvi i complimenti perché oggi avete manifestato il vostro pensiero come non mai, inviando WhatsApp al 34067096659 sui vari argomenti della rassegna stampa. Molti di questi certamente vertono su ciò che è stato il passato, no? Ma ciò che poi è successo l'altro giorno. Kessler, la morte delle gemelle Kessler. Gli ultimi giorni, la villetta vicino a Monaco, le voci sulla depressione di Ellen. Si parla del suicidio assistito delle gemelle Kessler. Un argomento che è piombato nella nostra vita e qualcuno magari già ci pensava. E adesso qualcuno forse deve decidere, anche qui in Italia, capire se è una cosa che si può fare, se si deve fare in certi casi. Libertà, noi ci chiamiamo Libertà, Radio Libertà, penso sia la soluzione migliore, però ha fatto molta impressione la morte di due gemelle che dovevano stare insieme anche dopo la morte. Interessante queste tesi, non lo so, da quello che mi scrivete in tantissimi al 34067096659 l'argomento interessato, ma vediamo dove mi portate. Solo in Italia si bloccano le grandi opere, poi ci si lamenta che non si crea lavoro, ci scrive Clara da Sondrio, partendo naturalmente dal ponte di Messina, nuovamente bloccato per un altro motivo. Magari ne parliamo domani, se troviamo Alessandro Morelli, sottosegretario, alle 9. A proposito di informazione, per giorni ci hanno ripetuto dell'incidente d'auto con il ragazzo che ha finto di soccorrere perché senza patente, passando di lì per caso. Oggi, sorpresa, era tutto vero. Vero? Non lo so, però certamente c'è stata un'informazione passata male. Questo tizio è arrivato, ma non è sceso da nessun mezzo pubblico come lui diceva, ha soccorso i suoi amici. La stranezza certamente è che in quell'auto ci fossero proprio i loro amici. Si sono trovati per caso? Forse lui era sceso prima dall'auto? Altro argomento che verrà spulciato certamente a più non posso da giornali, telegiornali e vari gossip nei prossimi giorni. Non vi assicuro che io ne parli perché, come vi dicevo, cerco di mettere sul tavolo l'argomento, poi dovete essere voi a trovare un collegamento con la vostra testa. Non credo che il nostro parere serva molto. Comunque io sono a favore dell'eutanasia e decisamente contrario ai continui finanziamenti all'Ucraina. No, il vostro parere serve anche molto, davvero, perché questa è una radio che fa da collegamento continuo con la buona, speriamo, politica. Ciao Sammy, mi dispiace per Salvini, ma anche il fatto che certe idee che condivido arrivano da lui non saranno accolte. Nel senso che se le propone Salvini, no, non gli risponderanno direttamente, ma lo faranno comunque.
No, Mario, diciamo che in generale quello che ha fatto la Lega ha sempre dato molto fastidio, perché siamo l'unico partito veramente rivoluzionario, e il fatto di essere in una coalizione che ha messo certe decisioni sul tavolo da prendere, e come vedi prima o poi le decisioni si prendono, e vedete in queste ore cosa si sta facendo sul fronte autonomia, quando tutti pensavano che non si facesse più nulla. Se gli uomini di Zelensky hanno i cessi d'oro, un controllino pure su di lui andrebbe fatto. È vero, Pietro. Beh, ci abbiamo scherzato un po' ai tempi su Zelensky, e poi abbiamo smesso perché siamo rotti le scatole. Qualche dubbio continuiamo ad averlo. Lorenzo da Como: ciao Sammy, la notizia della morte delle gemelle Kessler mi lascia solamente tanta tristezza, soprattutto per la modalità con cui è avvenuta. Se sono arrivate a un gesto così drastico è perché non hanno trovato nulla per cui valesse la pena lottare ancora fino alla fine naturale della vita. Amicizia, affetti, fede, ideali. Può essere. Molti artisti, anche più giovani delle gemelle Kessler, insomma, che avevano un'età comunque importante, lo abbiamo detto tante volte, si sentono soli quando scendono da quel palco, poi utilizzano droghe e altre schifezze per sentirsi un po' meglio. Lei è giovane, ma io ricordo le gambe lunghe delle gemelline, ma me le ricordo anch'io, nei loro programmi musicali. Peccato per la loro decisione, forzata o no, mi scrive questo ascoltatore. L'opposizione esulta per il no al ponte, così quei soldi secondo loro potrebbero essere dirottati all'Ucraina. È vero, è vero. E ancora sto leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Intanto il cocainomane compra ville nel mondo. A proposito, chi sarà mai? Ma Marco Rizzo, candidato in Veneto, lo salutiamo caramente. Marco Rizzo, più volte ho detto che vorrei che scendesse da quella scala per fare una rassegna stampa con me. Peccato che sia andato anche alla convention di Grande Nord, e questa cosa mi fa un po' ridere. Tu dici, ma c'erano tutti cani e porci, c'era anche e soprattutto il PD. E qui naturalmente sempre un saluto agli amici di Grande Nord, ex leghisti che hanno perso la cadrega e giustamente ne stanno cercando un'altra, e probabilmente la troveranno nel PD. Siamo sicuri che il centrodestra sia così smanioso di prendere l'amministrazione di regioni del sud che sono economicamente sempre state una zavorra piena di problemi? Forse è meglio che le governi qualcun altro. Oddio, è una meditazione anche questa, Aprendo adesso sul sito Lega Salvini Premier che Fico come testimonial per la sua campagna elettorale ha preso un brigatista rosso. Avvertimenti? Prendo adesso, certo. Paolo, ma sì, sono dicerie, insomma, ne parlano alcuni quotidiani quest'oggi. Io ad esempio non ne ho parlato, ci sarà un motivo. C'è anche un audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo. Tutti i mesi per la Lega 50 euro per Reggio Emilia. Urca, ma è vero? Ma sei un grande. Ma dai, ma davvero? Orco cane, ragazzi, questo è un colpaccio. 50 euro sono riuscito a far guadagnare a Radio Libertà. Scherzo, ma davvero, sto facendo l'appello figlio d'Apollo perché ne abbiamo bisogno? Sarà per questo? Conto corrente postale 37671294. Avete trovato una radio da aiutare anche solo con 5 euro, signori. Vi chiedo anche soltanto 5 euro. Conto corrente postale, prendete una penna, segnatelo su un foglietto. 37671294. 37671294, intestato a Radio Libertà Milano, contributo volontario come causale, e la prima volta che andate in posta dite: ci sono anch'io, Sammy Varin, anch'io vi ascolto e vi do sostegno. Dal sito internet di Radio Libertà fate ancora prima con una carta di credito. Grazie a chi crede nella nostra informazione.
Mica abbiamo la verità in tasca, noi vi mettiamo la pulce nell'orecchio, noi vi diciamo che forse dalle altre parti non dicono la verità, ma non vi assicuro che la nostra sia la verità. Vi diciamo qualcosa che gli altri non dicono. Ma se le Kessler avessero avuto famiglie e figli, avrebbero fatto ugualmente questa scelta? Bravo Luigi. Bella meditazione. Buongiorno Sammy, in questi business borderline, armi, petrolio, c'è sempre la retrocessione, è quello da cui i PM italiani sono giustamente ossessionati quando indagano su corruzione internazionale. Chiaro che i ministri ucraini non hanno rubato solo 1,2 milioni, più realistico 1000 volte tanto almeno. E state sicuri che per 1 miliardo rubato dai ministri ucraini c'è almeno un altro retrocesso o ritornato ai loro colleghi da queste parti. Tan, da, da, da. Ecco, noi siamo gli unici, noi della Lega, saremo gli unici rimasti a secco. Ho capito. Non possono spendere dei soldi per il ponte, li devono mandare in Ucraina. Non sono più nostri i soldi delle nostre tasse, sono di Zelensky. Ecco, mi ha rovinato la giornata completamente questa. Non si può ospitare tutti indiscriminatamente a nostre spese riguardo ciò che sta accadendo in Inghilterra. È vero, ragazzi miei, Mattarella è inqualificabile, scrive quest'altra. Guerra ibrida? Cosa vuol dire? È guerra e gli ibridi li abbiamo al governo e al Quirinale. Prendo le distanze da questa mancanza di rispetto. E ancora, cosa ci ha fatto a noi la Russia? Niente, ci ha fatto solo star bene, al contrario dell'Ucraina che sta dissanguando l'Europa. Siamo tanto furbi che facciamo il gioco di Trump e di Putin. L'Ucraina non è europea, ma sta tirando l'Europa nel buco nero dove si trova lei. Miseria, guerra e morte. Quindi, se la veda lei con Putin e lasci in pace noi che non c'entriamo niente, che ne dicano quei politici dementi che abbiamo in Europa. Questa è la voce del popolo, ve lo dico chiaramente, poi possiamo non essere d'accordo, ma noi la facciamo sentire. C'è anche un messaggio audio, sentiamo che dice. Buongiorno Sammy, faccio un audio velocissimo, spero, per segnalare due cose. Una cosa gravissima a mio parere, che l'Ordine dei giornalisti dovrebbe intervenire. Ieri padre Livio su Radio Maria ha dato delle bestie ai russi, minuto 23, delle bestie ai russi perché verranno a invaderci, saranno come gli unni. Quindi secondo me questa è una cosa gravissima, detto tra l'altro da un sacerdote, e parlo come cattolico praticante. L'altra cosa che mi è successa in banca, io vado raramente in banca perché sono allergico, però mi tocca perché sono vedovo, per ritirare i miei soldi, non una cifra grandiosa, 3.000 euro, per ritirare 3.000 euro. Lo dico in pubblico perché così, siccome mi hanno chiesto perché li volevano, perché li volevo. Già. Devo comprare la bicicletta nuova, io sono un ciclista, mi servono 3.000 dei miei euro, dei miei soldi risparmiati, e la banca vuole sapere perché ritiro i miei soldi, con la scusa dell'antiriciclaggio. Penso che questa sia una presa per il sedere, perché casomai se portassi dei soldi potrebbero chiedermi da dove mi arrivano, visto che solo la pensione. Non te lo chiedono. Se ritiro i miei soldi, è vero. Non vedo perché devo rendere conto agli altri è vero. che ritiro i miei soldi. Ecco, sono abbastanza arrabbiato. Hai ragione, Grazie, Marco, è già da un po' di anni che c'è questa storiellina. Chiaro che in alcuni casi serve, soprattutto per i più anziani. È capitato che anziani andassero a ritirare molti soldi dal conto corrente e chi glieli dava segnalava questa cosa ai carabinieri, perché non era normale, perché loro vedono i tuoi passaggi scorsi, non avevi mai ritirato così tanti soldi e forse è il caso di controllare meglio. E infatti c'era il ladro fuori che aspettava che il pensionato gli portasse i soldi. Ancora WhatsApp al 340 6709
659, ringraziandovi naturalmente, oggi siete in tantissimi. Purtroppo il viaggio dei Calderoli prima delle elezioni regionali appaiono francamente come una rincorsa elettorale anche giusta, ma certo non operativa, perché fatta la legge ecco trovato l'inganno con i LEP. Sono passati 100 anni con il Sud a traino pesante dell'Italia e ora aspettiamo i nuovi LEP, amen. Beh Maurizio, quello che facciamo oggi lo facciamo con le materie extra LEP, quindi ci portiamo avanti. È un segnale, non ce ne frega niente di vincere in Veneto, vinciamo comunque a testa bassa. È un segnale che la Lega c'è e sta continuando a farsi valere. Ancora WhatsApp. Tanti cittadini italiani che hanno votato questo governo aspettano una dichiarazione della Premier in merito allo scandalo Water d'Oro del gruppo Amici di Zelensky. Ah però, niente male i nostri ascoltatori questa mattina, Beh, domani faremo ancora meglio. Intanto c'è una cena di Natale per lunedì 15 dicembre. Mi è appena arrivato, cena di Natale della Lega. Siamo a Lecco, all'Hemingway di piazza 20 settembre. Lunedì 15 dicembre, ore 20, si mangia e si beve e si dà una mano alla locale sezione della Lega. Attenzione perché, sì, è oggi. E oggi il 18, ragazzi, oggi al The Hive di Roma si parla di Europa, le nostre radici, la nostra civiltà, come difenderci dal radicalismo islamico. Nicola Molteni, Susanna Ceccardi, Silvia Sardoni e Anna Maria Cisint. Questa sera ore 18:30 al The Hive di Roma, via Torino 6. Patrioti per l'Europa. Se siete in zona, è il caso. Giovedì 20 novembre, Giulio Centemero vi invita a Educazione finanziaria, un bene per tutti, organizzato dal Tavolo Economia della Lega Giovani Lombardia. Appuntamento per questo giovedì, ore 20 al CAM Garibaldi, Corso Garibaldi 27, Milano. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega. 22 novembre, questo sabato non prendete impegni. Si parla di Milano Futura, Olimpiadi Invernali 2026, i Giochi di Milano, sabato alle 10 all'Acquario Civico di Milano in Viale Gaudio numero 2, fermata Lanza, Samuele Piscina, Attilio Fontana, Alessandro Morelli, Silvia Sardone, Massimiliano Romeo, Marco Riva, Simone Rasetti e Marco Castelnuovo. Si parla del futuro di Milano, ma soprattutto dell'arrivo delle Olimpiadi a Milano. 22 novembre, ore 10, Acquario Civico a Milano. Legaonline.it se volete maggiori informazioni su tutto quello che avviene nella Lega, ma soprattutto sugli eventi targati Lega sul territorio e televisivi. Domenica 23 novembre arriva Matteo Salvini alla festa nazionale della Lega Lombarda. Venerdì, sabato, domenica, Castelcovati in provincia di Brescia. Matteo Salvini arriva domenica alle ore 17. Chiaramente, signori, seguite la Lega perché il programma è bello corposo. Mi fermo non prima di avervi ricordato la cena provinciale della Lega sabato 29 novembre al Pala Settembre di Chiuduno in provincia di Bergamo. Perdonate, ma dovete anche prenotarvi. Menù a 25 euro e bisogna firmare la famosa carta della Lega. È la carta che riguarda la Lombardia e il Nord. Grazie a Francesco della pazienza, grazie a tutti voi dell'ascolto pazzesco. Se vi piace la rassegna stampa che ho condotto questa mattina, vi conviene cercarla su Facebook, su YouTube, anche cercando Lega Salvini Premier, e condividerla tramite WhatsApp a vostri parenti o amici. È un consiglio, ma è anche una minaccia, perché io ritorno domattina alle 7:30.